Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi, questa è una battaglia in Shogun 2 Total War tra me e Rowan Helgen nel cratere di Dai Setsuan. È un nome stranissimo, Zhou Wixang, wow, Qiao, molto strano. Comunque, a breve ci riporteremo sul campo di battaglia e inizieremo ad osservare gli eserciti. Ecco, come potete vedere, il campo di battaglia questa volta è in discesa, quindi è a mio favore e il nemico deve venire incontro a me. Inoltre potete vedere la mia cavalleria inizia a spostarsi su questo frontone, è una cavalleria Goiari, quindi coperta dal bosco. Inoltre diamo un'occhiata al mio esercito, composto da samurai con arco in prima linea, samurai con arco, sì, due unità di samurai con arco, seguiti da samurai con moschetto a miccia, e seguiti ancora da Shikaru con spada lunga, e ancora dietro a Shikaru con Yari, samurai con naginata e monaci guerrieri con naginata e il generale nelle retrovie. Questa è una partita molto vecchia che ho fatto molto tempo fa, ma oggi la voglio commentare. Comunque, vediamo, il nemico ha Shikaru con Yari e monaci guerrieri con arco nascosti nel boschetto, e invece vediamo un po' che cosa c'è qui. Ashikaru Goyari in prima linea, monaci guerrieri con naginata, monaci guerrieri con arco, monaci guerrieri con naginata, altre naginata, Ashikaru Goyari, Ashikaru Goyari, Ashikaru con moschetto, Ashikaru Goyari, ovviamente il generale. A quanto pare cavalleria non ne ha, perché l'avrei vista, oppure ce l'ha nascosta nel bosco. Tanto con la mia cavalleria qui cerco di aggirare il nemico, mentre con tutto il mio esercito avanzo. Ci sono due edifici principali, come potete vedere. Questo edificio, eccolo qui, la casa colonica, che praticamente permette di aumentare la resistenza a tutte le unità, e l'altro è il dojo degli spadaccini. È il dojo degli spadaccini che aumenta l'attacco corpo a corpo di tutte le unità. Intanto già sta avvenendo lo scontro, perché i monaci guerrieri con arco hanno la portata aumentata e stanno bersagliando le mie truppe di samurai con arco, che non credo che siano a portata. Infatti no, stanno avanzando per riuscire a colpire il nemico. Ecco, vediamo se iniziano a scoccare le frecce. A breve lo dovranno fare, perché sono a portata, credo. Vediamo intanto qua cosa succede. Il generale, ecco, il generale si sta mettendo in fine alla morte. Sì, si sta mettendo in fine alla morte. E avanzo con tutte le truppe. Vediamo un po'. La cavalleria Goiari che fa là sotto. Sì, è ancora nascosta. Vediamo. Ancora le mie truppe non sono portate, quindi stavo organizzando l'esercito, quindi ancora non stanno scoccando frecce. Quindi ecco, sta iniziando lo scontro, ecco che stanno iniziando a scoccare le prime frecce. Al di sopra, ecco, alcune si stanno appunto avvicinando. Vediamo se iniziano a scoccare. Dai, vediamo. Ecco fatto, vediamo. Ecco fatto le prime frecce, potete vedere la prima freccia infuocata. Niente, non è riuscita a colpire nessuno. Ecco, frecce sfocate, frecce infuocate perdute. Ho sbagliato, che ho fatto un errore, perché ho messo il fuoco a volontà ai samurai con arco e quindi non ho iniziato a bersagliare gli Ashikaru con Yari, e quindi non sono riuscito a fare nulla. Comunque sto avanzando con i samurai con arco, quindi sto facendo un grande errore qui, ma questa è una partita molto remota, quindi voglio commentarla ugualmente. Infatti inizio a bersagliare i monaci guerrieri con arco finalmente, quindi faccio avanzare anche l'esercito con gli samurai con moschetto, e vediamo un po' cos'è. I guardie del corpo dell'avatar che si avvicinano, ma quindi finalmente i miei arcieri hanno iniziato a bersagliare il nemico, quindi iniziano a scoccare frecce. C'è anche il generale arciere, quindi siamo a posto. I miei arcieri, anche se sono incoraggiati dal generale, sono in grande svantaggio, infatti stanno iniziando a vacillare. Ecco, infatti cerco di avanzare con tutto l'esercito perché non ho più scampo alle frecce nemiche, e avanzo anche col generale mentre il nemico resta immobile. Vediamo se muoverò questa cavalleria e riuscirò a farmi dare una mano. Avanzo con gli Ashikaru con spada lunga, i samurai con arco ancora sono interi perché il nemico sta scoccando le frecce sopra il generale, che è bello protetto nelle retrovie dell'esercito.
per fortuna non colpisce gli Ashigaru con spada lunga che sono ancora quasi in là, ma me ne ero accorto c'erano anche gli Ashigaru con moschetto che colpiscono il mio esercito prima che arrivi. Eccolo, eccolo, e finalmente sta per avvenire lo scontro. Sono riuscito anche a posizionare i samurai e riesco a colpire, potete vedere, il lato dell'esercito con i fucili. Ecco, riesco a colpire quindi il lato, eccolo, e riesco quindi a colpire proprio il nemico mentre si sta scontrando contro le mie truppe e quindi sto riuscendo a demoralizzarlo. Eccolo, eccolo, guardate quanti morti, grazie ai fucili. Ecco, si stanno per scontrare anche i fucili contro le mie unità di katana. Alcune unità sono fuggite, ma vabbè, non importa. Intanto gli Ashigaru stanno continuando a fare fuoco sulle unità nemiche, particolarmente nei lati. Il generale è infine alla morte e i samurai con arco sono di dietro. Potete vedere la mia cavalleria con katana, mi sembra che si è mossa. Sì, 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 ecco, le ha colpito il nemico dalle retrovie. Come potete vedere il nemico continua a sparare frecce sui miei samurai con arco e non sui moschetti, che infatti rimangono intatti e bersagliano l'esercito nemico e lo demoralizzano. Come potete vedere, ecco, sparano sostanzialmente agli arcieri ma anche nei lati dell'esercito, però c'è l'urlo dei monaci che rompe un po', infatti iniziano a scappare le mie truppe, a vacillare, ma il generale, grazie alla sua chiamata a raccolta, le fa rimanere integre nell'esercito. Ecco, qui altri samurai con moschetto che infatti potete vedere che colpiscono i monaci nella parte, in questo lato, e infatti mi pare, ecco, iniziano a fuggire seguiti dalle mie truppe. La mia cavalleria qui è in grande svantaggio perché l'ho mandata contro i monaci guerrieri con Naginata, ma li avevo colpiti di dietro, poi loro si sono girati e adesso me la stanno distruggendo. Però ancora i moschetti ci sono e quindi ancora qualche possibilità perché sono integri e stanno facendo fuoco proprio su tutto l'esercito nemico. Ecco, guardate, guardate, il nemico si mette proprio in un'ottima posizione per essere distrutto con i moschetti. Anche ci sono ancora i miei samurai, ci sono con arco. Sì, 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 ancora ci sono i samurai con arco che scoccano frecce sul nemico. Intanto la cavalleria è riuscita a scappare e va al di sopra del generale che è arciere. Vediamo se riesce a fare qualche vittima. Sì, anche per distoglierlo un po'. Ecco, come potete vedere i miei samurai con Naginata si scontrano con le truppe nemiche che sono colpite dai moschetti. I moschetti sono delle unità che servono maggiormente per ricognizione dell'esercito, quindi un'unità di supporto che va messa in una giusta posizione per colpire i lati o il retro dell'esercito, ma il frontone il davanti, perché altrimenti ucciderebbero le vostre truppe. Ecco, come potete vedere, ecco che sparano al di sopra di queste unità proprio nel lato e quindi la partita si sta svolgendo a mio vantaggio. Ancora ci sono qua questi monaci guerrieri che sono impegnati con i samurai con Naginata e con altri Ashigaru Goyari e non riescono le mie truppe a distruggerle, infatti iniziano a vacillare. Infatti vediamo cosa farò. Cosa è successo? I monaci guerrieri con Naginata sono riusciti a intaccare il generale e quindi le guardie del corpo dell'Ada, riducendo la sua quantità di uomini, e quindi sta iniziando a vacillare anche il generale. Ecco, vedete, piazzo i moschetti a micci in questa maniera in modo da far fuoco sui come si chiamano questi monaci guerrieri, ma ormai non ce n'è più bisogno perché il loro morale sta vacillando, e allora inizio a colpire gli arcieri e i monaci guerrieri con Naginata hanno finito il loro compito di uccidere il generale, quindi altre unità stanno vacillando, e quindi una partita che si stava volgendo contro il mio esercito, quindi stavo perdendo la partita all'inizio, sono riuscito a ribaltare la situazione anche perché gli arcieri nemici erano nettamente superiori. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.